Questo è l'insieme, prendere o lasciare. Il signor Litterio Scalisi del resto è a casa sua, ci ha chiesto 5 minuti, non è ancora tornato, quindi è andato a mangiarsi questo panino, mentre invece vedo che purtroppo sul nostro palcoscenico ci sono delle presenze un po' strane, vedo una signorina che passeggia e quindi stacchiamo sul palcoscenico e non garantisco nulla, vediamo quello che accade, vai. Figlio sto panino, ma che ci porta sto freddo a gennaio che ti entra in l'ossa, è una cosa, nell'ossa, qui stai rumbelos, Ciao. che buona, una cosa troppo buona proprio. Ciao. A me? Sì, a te, bello. Ciao. Stai parlando con me, eh? Ciao, bello. Ciao. Ciao bello, sta parlando con me? Sì, a te. Scomodo solo mi dicono bellissimo, chi mi dice bello, non l'ho capito, io non lo so. Che fai? Che faccio? Non ti avvicini? Ma che hai paura di me? Se mai ho paura di me, se mi avvicino a chi mi piglia un colpo di corrente 380 volte, a sminitio, chi sei? E allora? Allora che fai? Che faccio? Ma non ti avvicini? Ma chi si sta giocando con fuoco? Mi avvicino, ma biuco tutto un scecco io. Ehi. Che fu? Ma sei tutto maschio? Certo, quando ne esce mi sono un fiocco rosa, azzurro, sono un fiocco azzurro, certo. Pancetta, eh? Pancetta, e sotto il salamino. Uno la fa ridere le donne. Ma proprio maschio? Maschio, certo. Tutto maschio. E che sono un poco maschio, un poco femmina. Se mi arriminano poi ne risulto gaio, scusa. Freddo stasera? C'è un freddo stasera. Già. 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 Già, chi studissimo. Cioè, ma dirò qualche cos'altro. Siamo tasarati a fare già. Già, no, chi studissimo. Scusi, ma lei che cosa sta facendo qua tutta sola? Che fa? Lavoro. Ah, ho capito che è in pausa No, sigaretta. no, sto lavorando. Pausa caffè. No, sto lavorando. Sta lavorando ora? Sì. E che cosa fa, scusi, che lavoro fa lei? Guardo chi passa. Guardona! Scusa, ma a quest'ora, questo freddo, può passare di qua? Mi perdoni. Ma proprio perché fa freddo sto qui. Sì? Io offro un po' di calore. Vinne, bombole per la stufa allora lei. Ho capito. Ma là non lavi bombole, No. poi è un lavoro da uomo, è un lavoro pesante. No, io sto parcheggiata qui. Abusiva. Ovviamente. Abusiva, certo. Certo. Allora, mi scusi, io ho la macchina, l'ho lasciata qua dietro, proprio qua dietro. È zona sua qua dietro? Ma qui è tutta zona mia, Cocco. Cocco, no, state, non a me ne ghiacciano i denti. E allora pago, se c'è da pagare pago. Ovviamente. C'è da pagare? Ovviamente. E allora pago. La macchina è messa qua. Senta, scusi, Sì. visto che non c'è tanto da fare in questo momento, che non c'è nudo, ce lo posso offrire un panino? Io mi stavo pigliando un panino do cambio di Jonathan. Un panino da Jonathan? Da Anthony. Sì. Un panino d'azza rosa. Un panino d'azza rosa? Cos'hanno tutte, è un'altra cosa. Ma guarda, non è proprio il caso. Che si è finito, certo, io mi abbiuco tutto scecco, manco ne cano scemo, mi porta a mangiare un panino. Ha ragione. Mi scusi signorina, mi permette che mi presento? Sì. Litterio Scalisi, mi stava cercando dall'occhio lei. Litterio Scalisi, do paesi. E lei? Raggio di luna? Raggio di luna? Sì. E che è, indiana lei? Se vuoi. Se voglio far mancare l'indiana? Sì. Raggio di luna, raggio. A me mi sta apparendo un miraggio, mi sta apparendo che sta...
Litterio! Sì, io sono Litterio. Litterio! Caso, non me ne aiuto. Senta, però se lei mi guarda, mi riconosce, mi ha visto sicuramente, no? No. Come no? A televisione. Mai vista? A televisione della trasmissione di Antenna Sicilia. No, non insieme. la conosco. Mai Che vista? prima era Teleetna. No, Ma come, non mi ha visto mai? Mai visto. Con Salvo La Rosa. Chi? Salvo La Rosa. E chi è Salvo La Rosa? Non conosce Salvo La Rosa? No! È l'unica che anda tutta a Sicilia. Du gran presentatore. Tanto così. Sembra così, non lo conosce? No. Ma come mai non lo conosce? Perché io non guardo la televisione. Lei non si guarda a televisione? Mai. Io fossi morto senza televisione. Io sogno pane e televisione, pane e televisione. Ma perché non la guarda a televisione? Perché io la sera lavoro. Ah, la sera lavora? Certo. Sempre? Sempre. Tutte le sere? Tutte le sere. State sentendo, eh? Io ora che volessi i mascoli, che io parlo, io lavoro tutti i giorni, la sera torno a casa stanco, voglio essere servito, voglio essere riverito. Questa creatura lavora tutte le sere e non si lamenta, che brava ragazza, che brava ragazza. Senta, scusi, ma Sì. noi andiamo poi in replica dopo a mezzanotte, se io ci dico l'orario preciso lei ci può vedere, No, io lavoro fino a tardi. Ma noi fino a mezzanotte... Io lavoro fino a volte fino alle 2. Fino alle 2? Anche alle 3. Fino alle 3. A volte tutta la notte. Travaglia tutta la notte? Tutta la notte. Che brava ragazza! Che volesse l'uomo, io pare che fanno l'uovo a due russi, che sta tutta la notte fino a... Scusi, mi perdoni, ma suo marito, visto che lei sta fuori tutta la notte, chi non si preoccupa? Non ho marito. Non ha marito? Non ho marito. Chi ha? Lassavo, vero? No, non ho marito. Bastarda, Lassavo, ce la No, stava a non casa ho sopra i marito. spadi, che No, figli. Non no, ha avuto no, marito? no. Che è vedova, è vedova. Non ho mai avuto marito. Lassavo quando ero uzzito, dopo tent'anni di fidanzamento, una non brava ho ragazza marito, come non lei. ho marito, Non si no, può no. lasciare una Sono ragazza sola, come lei. sono sola, Voglio dire che sola. noi siamo maschi. Sola! Sola. Capì? Che per forza è sola. Per forza è sola. Ha un carattere di merda. Come dice, amore? No, dicevo, allora se lo piglia questo panino sto panino con mia, che facciamo? Ma no, Litterio, ma che panino. Perché non ci facciamo un giro? Te lo fai un giro con me? Non me lo posso fare. Perché? Perché da quando l'ho vista mi ha girata così forte la testa che se mi faccio un altro giro volontario non dà punterra. No! Non dà punterra, ce lo giuro. No, ci sono io a tenerti su. Mi tiene su? Su. Che magari che io perdi i sensi, svengo in piedi? Sì. Arresta a dita? A dita. Mi tiene su? Su. E allora ci sto, ce lo facciamo questo giro. Benissimo, allora sono 500 euro. Sì, come? 500 euro. Non capisco, come 500 euro? Me li dai subito oppure me li dai dopo? Comunque me li devi dare Vediamo. sempre prima, allora quando me li Che dai? cosa ci devo dare io a lei? La 500. Non può essere, io ho la 600. Oh, non Come capisco. faccio? Non manco io. No, allora tu te lo vuoi fare un giro con me? Sì. E allora sono 500 euro. E che non la vuoi fare con l'elicottero sto giro, scusi? No, E allora? no, ma ti faccio volare lo stesso. E che macchina hai? Una Ferrari? Ma Che macchina hai? Che vola? Ma no, Litteriuccio non c'ho No, la non mi chiamare macchina. Letteriuccio, non mi chiami Perché? Letteriuccio. Perché? Che Letteriuccio è per una cosa piccola, una cosa amica. Io c'ho tutto gigantesco. A me mi chiamare Littorione, Litteriaccio mi devi Ma chiamare. è così carino, Litteriuccio. Sì, sarà carino, ma è più adatto per un bambino, per una cosa piccola. Io che sono un bambino, ormai sono un adultero io, che mi chiama lei Litterione. E allora ti chiamo Litterione? Sì, Litterione. E allora dammi queste 500 euro, Litterione. Oh, ma che fai, mungi? Certo, Allora posso mungere, magari io? certo. Ma- Prima le 500. Ti do 500 e poi mungio? Certo, Non voglio mungere, mungio? certo. Meno male che poi 1000 euro stasera. Meno male. Mungio un niente. Qua ci sono 500 euro. Scusi. Sì. 500 euro. Scusi, ma mi sta bene? Senza offesa, con tutto il rispetto. Io ci do 500 euro e poi posso mungere. Certo. Ma non è che lei è buttata. Ma come ti permetti? Cafone, bifolco, zotico, ignorante, zaurdo! No, zaurdo no. E perché? Perché il mio cugino Affio ha zaurdo. Ah, va bene, ma sappia, cara il mio cocco, che io sono un sostegno sociale, cardiotonica, ipertensiva. Lei? Sì,
specializzata nella mungitina. Se vuoi. E allora, in parole povere, buttana. Ma molto povere. Poverissime. E allora possiamo andare? Andiamo, Ce la facciamo questo Literione, giro? andiamo, Facciamoci questo giro. Literione. Ora vedrai, ti faccio passare una notte di incanto. Literione? Venga qua, fermo lì. Come? Venga qua, venga qua, venga qua. Ma anche lei, quello, il direttore della cioccolata, venga qua. Senta, lei non faccia l'indiano, ha capito? No, l'indiano semmai Ida, no io. Non Lei- faccia lo spiritoso. Non c'ho bisogno di spirito io per incendiarmi con una come questa. A sta italiano. La sto guardando. E perché lei non si incendiasse? Non mi incendio io. Guarda, da uomo a uomo, me la stasera che mai a fare in giro. Forse a Ah! cappotto, magari. Complimenti! Grazie. No, grazie niente, grazie un bel niente, lei il giro non ce lo fa. No, io il giro non faccio. Lei poi è Hitler. Lei Lei il giro non ce lo fa, a me la signorina non mi piace, Come? perché questa gente così a me non mi piace. Ma come non ci piace? Non mi piace, io sono contro queste cose, io queste cose le combatto, io faccio parte dell'altra sponda. Che cosa dice? Lei è quando ho fatto... Ma che sta Io dicendo? non c'ho niente contro... Ma come si permette? Ma scusa, ma lei... Ma lei lo sa chi sono io? Ma qui è lei, qui è un frate di Maggioglio, qui è lei. Ma come si permette? Ma lei qui è un cucino di Canebba, qui è... Non si permetta, un capi- bicchiere nato zero, qui è lei. Allora lei non ha capito. Ma ho capito che Io cosa. sono qua per controllare il movimento di quelli come lei. Senta, io per il movimento che devo fare stasera non mi essere italiano. Allora lei non ha capito. Allora lei non ha capito. Ma io ho capito tutto. No, lei non ha capito niente. Lei chi è? Scusi. Lei ancora non ha capito. Ora Io glielo spiego con calma. Guardi che io sono lupo. Lei è lupo e... Lei è ancora un pacchiotto e per diventare lupo avevi i capelli grigi prima. Non ha capito. Che Io cosa? sono nel corpo dei falchi. Lei... Eh. I pacchietti lei. Ma che sta dicendo? Allora non ci capiamo. Polizia. Bravo, è polizia, se no ce ne stavamo andando. Ma che polizia? Ti lascio un po' più scopo. Ma che devo uscire? La paletta devo uscire. Annesci la paletta, la scopa e la carrozzina e si mette a... La paletta. Allora, vediamo se capisce questo. Che cos'è questo? Questura di Catania. Ha capito? Io sono un agente di polizia in borghese e lei in arresto. Io sono in arresto. Lei è in arresto. E perché sono in arresto? Io a un bollo l'hai pagato, assicurazione l'hai pagato, il libretto e patente, perché sono in arresto? Lei è in arresto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Io? Lei. Ma dove sta la prostituzione? Dov'è? Sì. Perché la signorina è una prostituta. Che mi sta dicendo? Ah, perché lei non ne sapeva niente. Non lo sapevo! Ah, non lo sapeva. Io sono con lei, siamo tutti e due contro di lei! Non si permette di fare lo gnorre. No, ma quale l'hai fatto mai? Per no? favore, lei è in arresto. Ma quale allora, arresto, scusa? qua ci sono le manezze. Scusa, ma io non lo sapevo! come Ma quale no? sfruttamento? Quale... io non lo sapevo! Lei è stato colto in flagrante. Ma quale fragranza? In flagranza di reato ha pagato la signorina. Io ho pagato la signorina. Lei ha pagato la signorina. Io non l'ho pagata. Non lo neghi. Ma io non l'ho pagata, io manco sapevo che la signorina è una pestestuta e non lo Ah, sapevo. lei non lo sapeva? Non lo sapevo, io non lo Lei ha pagato la signorina e non lo sapeva. Minchia, non l'ho pagata! L'ha pagata. Signorina, tu dici, è vero che non l'ho pagata? Sì, mi ha pagata, mi ha Ha pagata. visto? Da noi buttano per tenere. Per favore. Allora, lei è in arresto. Ma che ne sei? Per favore. Ma che ne sei, manette? Lei è in arresto. Mi sta Tutto scherzando? quello che dirà potrà essere utilizzato contro di lei in tribunale. Ha qualcosa da dichiarare? Minchia. Contro di lei in tribunale. Senta, scusi. Per non favore. mi arresti, la prego. No, io la devo La arrestare. prego, non mi arresti. La devo arrestare. Ma senta, io non lo sapevo, io sono un personaggio pubblico. Domani, come legge in un giornale, l'Itterio se ne va a donne. Arrestai l'unico che se ne va a donne, tutti se ne vanno a mascoli. Ci scusi. doveva pensare prima. Mi dispiace. Ma la prego, io... Ci doveva pensare prima. Senta, scusi, io ho diritto a una telefonata. Lei che cosa c'ha? Io ho diritto a una telefonata. Io l'ho visto in dei film americani. Lei ha diritto alla Io c'ho telefonata? diritto a una telefonata. All'avvocato. All'avvocato ha un diritto alla telefonata. Avanti, faccia questa telefonata, si sbrighi, che aspetto. Che c'è? Non c'hai il telefono. Ah, anche! Non ce l'hai il telefono. Come non c'è il telefono? Non ce E come la fa la telefonata? l'ho. Grazie. Si sbrighi. Quando ci chiamo signor La Rosa, possiamo poi aiutare, chiedo. Meno male che mi ricordo il numero, me lo ricordo a memoria. 6161 scemo. Pronto? Pronto, signora Rosa? Pronto? Pronto, signora Rosa? Pronto? Sì. Raggio di luna, ciao. Ciao, raggio di luna. Io l'avevo memorizzato, buttanere. Pronto? Pronto, signora Rosa, sono Litterio, con raggio di luna. Signor Litterio,
Ma che ci fa con questo telefono? Meno male che mi ha risposto, c'ho un dica, problema. che è successo? Mi trovavo qua a girarmi a pigliare un panino, si ricorda? Come no? Le ho dato 5 minuti di permesso, la stiamo aspettando e ancora. punto, ho avuto un intopito, ho trovato una ragazza qua che mi pareva che si voleva muccare un panino, invece io parlava dell'altro panino. Ma che mi racconta? Ma cosa vuole da me a questo punto? Mi Scusi. ascolti, Cavina, la polizia, lei che è un uomo che ha tanta influenza. Ma non si permetta neanche di dirlo, ma che sta scherzando? Lei. Ma lei non si deve permettere neanche di dirmelo, ma lei è veramente impazzito. La prego, signor La Rosa. Ma lei se la sbrighi da solo, faccia da solo, per favore. Mi vuole arrestare questo? Ma guardi, io non posso intervenire, mi dispiace, non la posso aiutare, non si permette neanche di chiedermi l'aiuto, ma che dice? Grazie, signor La Rosa. Prego. Grazie stesso. Prego. Che poi è ricco di amici a scarso da vai. Sgraziato. Allora, finito? Venga qua, venga qua, venga qua. Ho finito. Lei è in arresto. Senta, la prego, non mi arresti. Ancora. Qua succede uno scandalo. Vogliamo continuare ancora? Vi prego, non mi arresti. Lei è ormai in arresto. Mi ascolti, io ho una famiglia. Io sono un padre di famiglia. Non parliamo di famiglia. Io ho una famiglia meravigliosa. Io ho una moglie bellissima che io adoro. Lei c'ha una moglie Ho bellissima. una moglie che io sono troppo innamorato. Che cos'è? Che cosa fa? No, niente, mi commuovo quando penso. Ah, si commuove per sua moglie? Sì, mia moglie, poi ho un'altra figlia. Una figlia? Ho una moglie, una figlia adorata. Ma che cos'è? Come pensa alla famiglia mi commuovo. Ah. Mi commuovo, la prego, non mi arresti. Per la favore, prego. per favore, non parliamo di famiglia. Non mi tocchi sul punto debole. Qual è un punto debole? È la famiglia, perché io sono legato alla famiglia particolarmente. Famiglia, c'ho la famiglia. Va bene, per questa volta non l'arresto. Grazie, Le ti faccio... bacio le mani. No, non c'è bisogno. Grazie. Le faccio una multa e la facciamo finita così per Grazie, oggi. lei è veramente gentile. Grazie. Allora, le faccio una multa. Grazie. Lei c'ha dei soldi qua? Sì, c'ho qualche cosa, ce l'ho. La Mi facesse una multa bella per divieto di sosta. No, quale divieto di sosta? Mi facesse una multa come sia io stop che non mi funziona. Ma che c'entra? Mi mancano i fari davanti. Allora, le faccio una multa di 750 euro. Quando? 750 euro. 750 euro? Lei non ce l'ha? Non ce l'ho io. E allora lo devo arrestare. No, non mi arresti. E che dobbiamo fare? Mi scusi. Non mi arresti, la Allora, lei o l'arresto o concilia. No, di femmine non parlare qui. No, no. Sicilia qui è, io non la voglio conoscere. Scusi, lei paga la multa? Pago la multa. E allora concilia. No, pago solo, Sicilia è una casa. Va bene, 750 euro. Non ce l'ho, 750. Quanto c'ha? 500 euro. Va bene, gliela faccio di 500 euro. Sai dire grazie? Certo. Allora, questa è la multa. Mi dia i soldi? C'è da i soldi? Sì. Eccole qua. 500 euro, va bene. Ma mo c'è un pezzo di carta bianca o verbale. E che cosa vuole? Quella è firmata, è autentificata. Signor Litterio, lei stia attento perché io sono sempre in zona. Se la becco la prossima volta sono altri 500 euro. No, non ci passo più di Lei venga con me, è in arresto. Grazie, Oh, com'è Grazie. andata? Ti ha dato soldi? Sì. Quanti? Allora mancano ancora 1.500 euro per il matrimonio, 3.000 per il ristorante No, e ma- poi il viaggio di nozze. Ovviamente giochiamo e scherziamo il signor Enrico Guarneri Litterio, insieme con Giada Colonna e Vincenzo Volo.